Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è lunedì 13 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:20. La luna si leva alle 3:24 e cala alle 18:52. Oggi si celebra Sant'Enrico. Il nome Enrico ha origini tedesche e significa potente in patria. Siete pronti a scoprire il segreto per una pelle radiosa? Ecco la nostra maschera fai da te per purificare il viso. Prendete innanzitutto un bicchiere e versateci un cucchiaino di latte intero e mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro. Mischiate bene e tamponate la pelle con una spugnetta pulita. Concedetevi quindi questo trattamento la sera prima di coricarvi almeno una volta alla settimana e l'effetto wow è garantito. Compie oggi 38 anni Stephen R. McQueen, attore statunitense noto per il ruolo di Jeremy Gilbert nella serie The Vampire Diaries. Nipote del leggendario re del cool Steve McQueen, Steven ha saputo farsi strada nel mondo della serie TV e del cinema d'azione, portando avanti con orgoglio un nome pesantissimo ad Hollywood. Festeggia 55 anni l'attore genovese Luca Bizzarri. Insieme al compagno di sempre Paolo Chesisoglu ha formato uno dei duo comici più amati d'Italia. Da Ciro, il figlio di Target, a Mai dire gol, fino alla storica sitcom Camera Café. Luca è diventato un volto familiare della TV e del cinema, distinguendosi anche come autore e conduttore pungente. E infine oggi compie 44 anni l'attrice e modella Eleonora Pedron. Eletta Miss Italia nel 2002, ha saputo spaziare tra il ruolo di meteorina al TG4 e la conduzione di programmi sportivi come Centrocampo. Volto solare di molte fiction e pellicole cinematografiche, Eleonora resta una delle bellezze più amate del piccolo schermo, oggi legata sentimentalmente all'attore Fabio Troiano. Uniforme turchina, stivali neri e celebre cappello alto a due punte, il 13 luglio 1814 il re Vittorio Emanuele I fondava a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali. Nati sul modello della gendarmeria francese e armati di carabina e spada, da oltre 2 secoli sono i custodi dell'ordine pubblico e difensori della patria, diventando un simbolo intramontabile della nostra Italia. Sapevate che il colore dei capelli ne determina anche la quantità? Le bionde dominano la scena con circa 150.000 capelli, seguite dalle brune con 100.000 capelli e dalle rosse con 90.000. Tuttavia c'è un compromesso. I capelli biondi sono solitamente più sottili, mentre i capelli scuri e rossi vantano di una robustezza ed uno spessore decisamente superiori. Buongiorno e buon lunedì. Iniziamo una nuova settimana scoprendo insieme cosa hanno in serbo per noi gli astri in questa giornata di metà luglio. Ariete. Partenza con il turbo. Avete le idee chiarissime e una grinta invidiabile. Sfruttate questa mattinata per lanciare un progetto o fare richieste importanti. Toro. Un lunedì che richiede prudenza. Non fatevi trascinare dalla fretta collettiva. Mantenete il vostro passo felpato e pianificate con cura i prossimi giorni. Gemelli. Sarete i re della comunicazione oggi. Scambi di idee brillanti, telefonate proficue e una parlantina che vi permetterà di convincere chiunque. Cancro. Ottimo cielo per le questioni pratiche e finanziarie. È il momento ideale per fare ordine nel portafogli o per valutare un piccolo investimento. Leone. La luna brilla nel vostro cielo, regalandovi un fascino magnetico. Sarete leader indiscussi sul lavoro e incredibilmente passionali in amore. Vergine. Giornata ideale per muovervi dietro le quinte. Ricaricate le batterie, osservate la situazione e preparate la vostra strategia senza svelare troppo. Bilancia. Il lavoro di squadra oggi è la vostra arma vincente. Condividete le vostre intuizioni con i colleghi o gli amici. Il supporto degli altri sarà fondamentale. Scorpione. Sarete messi alla prova sul piano professionale, ma la cosa non vi spaventa. La vostra determinazione lascerà tutti a bocca aperta. Sagittario. Una bellissima energia vi spinge a guardare lontano. Ottima giornata per studiare, pianificare un viaggio o esplorare nuove filosofie di vita. Capricorno.
Sarete particolarmente riflessivi. È il momento di analizzare una situazione contrattuale o burocratica con il vostro solito, impeccabile pragmatismo. Acquario. I riflettori oggi sono puntati sulle relazioni. Cercate il dialogo e la diplomazia sia con il partner che con i soci. Evitate i muri di silenzio. Pesci. Lunedì molto produttivo. Sarete super organizzati e riuscirete a sbrigare anche i compiti più noiosi della routine quotidiana con totale scioltezza. Buon inizio settimana a tutti. L'appuntamento con le stelle torna domani. Il 13 luglio del 1923 sul Mount Lee a Los Angeles comparve per la prima volta la scritta Hollywoodland. Originariamente nata come trovata pubblicitaria per un complesso residenziale, con l'avvento dell'età dell'oro del cinema mondiale divenne un'icona. Nel 1949 fu restaurata rimuovendo le ultime 4 lettere, diventando la Hollywood che tutti sogniamo. The grass is always greener on the other side, ovvero l'immancabile l'erba del vicino è sempre più verde. Questo proverbio ricorda quanto sia facile desiderare ciò che non abbiamo, convinti che la vita degli altri sia priva di problemi, quando invece ognuno di noi combatte le proprie sfide invisibili. Il matto del giorno è Marcel Proust, lo scrittore che ha sfidato il tempo. Rinchiuso nella sua stanza foderata di sughero a Parigi, Proust ha creato un capolavoro partendo dal sapore di una madeleine inzuppata nel tè. Per lui un semplice sapore poteva far risorgere un mondo intero, insegnandoci che la memoria è lo strumento più potente che abbiamo per non perdere noi stessi. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno, un monito di Martin Luther King. Nulla viene dimenticato più lentamente di un'offesa e nulla più velocemente di un favore. Grazie per averci seguiti anche oggi, appuntamento a domani con una nuova puntata dell'Almanacco e tante curiosità. Una buona giornata dalla vostra Jaira.